23esima Fiera del Libro a Portoviro Sala Erla, che siamo con l'assessore Tessarin e con sue due ospiti che conosciamo, però vogliamo farle presentare dell'assessore. Buonasera a tutti, sono qui con le mie collaboratrici, le consigliere comunali Chiara Bovolente e Francesca Pregnolato, che sono due instancabili lavoratrici. Organizzano con me tutti gli eventi e tutti gli appuntamenti di cultura che noi riusciamo a proporre a Portoviro. Siamo qui oggi perché è un momento importante, un appuntamento molto importante per la città, la 23esima Fiera Matta e insieme alla fiera noi proponiamo la Fiera del Libro che accompagna i nostri bambini in un percorso di letture quest'anno dedicato al fantastico. Abbiamo scelto questo titolo, Il fantastico mondo del fantastico, proprio perché ricorre il 50° anniversario della morte di Tolkien, il Signore degli Anelli, e quindi abbiamo abbracciato questo filone fantastico e speriamo che questo possa far sognare grandi e piccini. Io volevo fare delle domande, ma ha già fatto tutto l'assessore, quindi facciamo così, la consigliere fa la domanda all'assessore e l'assessore risponde. Carissimo assessore, noi siamo qua mercoledì 1° del mese, Fiera Matta, ma da quanti anni è che c'è la Fiera Matta a Portoviro? Sono esattamente 150 anni, quindi veramente un numero tondo tondo, quest'anno solo numeri tondi. Nel 1873 l'allora sindaco Bellan, a seguito di una pandemia, sospese la fiera di agosto e spostò questo evento molto importante per la città, lo spostò al primo mercoledì del mese di novembre, ma in realtà non si festeggiava nessun evento, nessuna ricorrenza, nessun santo. Da qui il nome Fiera Matta. Oggi però è tutti i santi, quindi avete preso tutta la Sì. Oggi festeggiamo proprio tutto, vero Francesca? È vero, è verissimo. Che dire, complimenti come sempre a Portoviro, complimenti anche a questa Fiera del Libro che stiamo scorrendo le immagini e come ogni anno offre spunti importanti, e Portoviro sempre in pole position. Grazie.